sparatoria di Mogliano Veneto, i carabinieri fermano un trentenne albanese residente a Mestre. Ha usato una pistola clandestina per sparare i colpi. L'ho fatto per difendermi, ha detto l'uomo in cella, intanto caccia gli altri 3 uomini in fuga. Bande organizzate e minacciose sia verso le vittime dei furti che verso le affiliate. L'inchiesta dei carabinieri ha aperto uno squarcio sul racket dei borseggi a Venezia, ma l'indagine non finisce qui. Giulia Cecchettin 2 anni dopo, le parole di Papagino questa mattina a Roma in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi. L'educazione affettiva a scuola, dice, non è un pericolo. Il ricordo di Vigo Novo che omaggia Giulia Cecchettin con una messa in sua memoria. Con la famiglia la decisione di far confluire le commemorazioni il prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'omaggio dell'Università di Padova, un minuto di rumore, i fiori sulla panchina rossa e il suo volto in tutte le aule di ingegneria. Il Comune di Venezia ha in programma una serie di eventi per ricordare Valeria Solesin, l'unica vittima italiana della strage terroristica al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015, commemorazione pubblica venerdì alle 9:30. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Queste le notizie principali, ma subito in apertura il sondaggio di questa sera. Nei giorni in cui il dibattito politico nazionale vede inasprirsi la polemica sulla patrimoniale, c'è una tassa regionale che in Veneto negli ultimi 10 anni non è mai stata applicata, ma che a meno di 2 settimane dal voto per le regionali è tornata al centro della discussione. Stiamo parlando dell'addizionale IRPEF. E allora vi chiediamo: tasse regionali, introdurre l'addizionale IRPEF in Veneto? Sì. 0422 1626 691 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. L'esito questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alla nostra notizia d'apertura, alle indagini dopo la sparatoria di ieri sera in centro a Mogliano Veneto. I carabinieri hanno fermato un trentenne albanese domiciliato a Mestre. Sarebbe stato lui ad esplodere alcuni colpi con una pistola clandestina. Intanto è caccia agli altri 3 uomini in fuga, anch'essi veneziani. C'è un fermato nelle indagini dei carabinieri dopo la sparatoria di Mogliano. Si tratta di un trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ora in carcere a Santabona. Le accuse nei suoi confronti sono rissa, detenzione in luogo pubblico di arma da guerra, danneggiamenti di auto in sosta ed esplosione con arma da fuoco. Nelle scorse ore l'uomo ha incontrato in carcere il suo legale, l'avvocato Mauro Serpico. Il mio assistito, dice, è ancora molto provato. L'unica cosa che mi ha riferito è di essersi solamente difeso. Il tutto si consuma nel tardo pomeriggio in un parcheggio a 2 passi dal liceo Berto. Pare evidente che il luogo in cui si sono verificati i fatti fosse stato un luogo concordato da 2 diverse fazioni composte entrambe da 3 soggetti. I soggetti a noi identificati sono 3, sono tutti di origine albanese, che poi questo incontro è degenerato in una lite. Ancora sconosciuti i motivi dell'appuntamento tra i 2 gruppi, come restano da chiarire le ragioni che hanno portato alla lite, poi degenerata. Una delle fazioni estrae dei coltelli. 2 albanesi residenti nel veneziano vengono raggiunti all'addome, sono tuttora ricoverati al Cafoncello. In ospedale finisce anche il trentenne, dimesso nelle ultime ore e trasferito in carcere. Era in condizioni di salute pessime, era stato accoltellato alla gamba e al gluteo e la faccia è maciata con un taglio anche sotto l'occhio. All'improvviso compare una pistola semiautomatica, un'arma clandestina modificata, priva di matricola. Uno dei soggetti colpiti, un albanese trentenne irregolare sul territorio nazionale con diversi precedenti penali, ha esploso alcuni corpi d'arma da fuoco con una pistola clandestina che poi a seguito delle immediate ricerche è stata rinvenuta occultata in un'area verde ed è stato sottoposto a fermo indiziario di delitto. Ad esplodere i colpi, da quanto emerso dalle immagini delle telecamere, sarebbe stato proprio il trentenne albanese. È chiaro che bisognerà capire, perché la dinamica non è semplicissima, perché abbiamo coltelli da una parte, armi da fuoco dall'altra, capire esattamente perché sono stati sparati questi colpi d'arma da fuoco, all'indirizzo di chi, e capire se c'è stata, diciamo, una difesa ad una precedente aggressione. Sembrerebbe questa la linea. Telecamere che sono state fondamentali ai carabinieri per ricostruire quei momenti. Ci hanno anche consentito di chiarire alcune dinamiche e quindi anche di individualizzare le responsabilità dei soggetti che hanno partecipato a questa rissa. Le indagini continuano per individuare gli altri 3 uomini ancora in fuga, anche questi di origine albanese e residenti fuori provincia. Proprio questo elemento fa presumere che Mogliano sia stata solo per puro caso scenario della rissa.
Le prime ricostruzioni consentono di ipotizzare, visto che la provenienza geografica d'altra provincia dei soggetti coinvolti in questa rissa, che Mogliano fosse semplicemente un luogo di incontro. Intanto è stata fissata per domani mattina alle 10:15 in carcere a Treviso l'udienza di convalida del fermo davanti alla dottoressa Piera De Stefani. Il trentenne potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Bande organizzate, violente e minacciose sia verso le vittime dei furti ma anche verso le affiliate. L'inchiesta dei carabinieri ha aperto uno squarcio sul racket dei borseggi a Venezia. Si va un po' oltre i borseggi. I borseggi è il reato principale, però poi sono emerse tutta una serie di azioni violente sia fuori del gruppo che dentro il gruppo. È un'indagine di 1 anno e mezzo che segna una svolta nella lotta al borseggio, quella condotta dai Carabinieri di Venezia, che oltre a spiccare 23 misure cautelari per reati come furto aggravato, riciclaggio, ricettazione, violenze e minacce, e oltre a ricostruire 32 borseggi per un bottino di circa 50.000 euro, identifica ruoli e gerarchie di un gruppo organizzato. Le ragazze che riuscivano a mischiarsi meglio in mezzo alla folla commettevano i borseggi, gli uomini magari mettevano la logistica. Non singoli individui che vivono di espedienti, quindi, ma una banda dai meccanismi rodati che agiva con violenza sia dentro che fuori dal gruppo. Fuori dal gruppo ci sono state poi reazioni anche violente, una turista addirittura si è vista aggredita, ha avuto anche un dito rotto, ma violenza anche all'interno del gruppo, perché poi chi non portava una certa quantità di soldi, la soglia che abbiamo documentato noi fissata era 2.500 euro al giorno, veniva minacciato col coltello. Da queste regole nella banda non ci si poteva sottrarre. In un caso è stata minacciata con un coltello anche una 14enne, una donna incinta invece è stata picchiata. Rintracciare i 23 indagati, tutti senza fissa dimora, non è impresa facile. Una donna è attualmente detenuta alla Giudecca, altri 2 indagati si trovano in carcere in Croazia e in Ungheria. Lei ha detto 2.500 euro al giorno, che sembra una cifra enorme. È pensabile che si riesca a raccogliere così tanto denaro e soprattutto, quindi, quale giro c'è, visto che, secondo le associazioni dei cittadini che controllano, ci sono forse dei giorni di maggiore afflusso turistico, almeno un'ottantina di borseggi? Guardate, le operazioni di servizio non sono mai la fine, a volte si dice sono l'inizio, quindi tutto questo poi sarà un approfondimento molto interessante e molto importante da fare. Gli effetti dell'operazione antiborseggi dei Carabinieri sono visibili per le strade di Venezia, così Monica Poli, la celebre Lady Pickpocket. In questo momento diciamo che le storiche, le maggiorenni, non ci sono, quindi presumiamo che siano proprio quelle dell'inchiesta. In questo momento ci sono le minori, praticamente le imputabili sotto ai 14 anni. Non ce ne sono tantissime, però sappiamo che questo di solito è un mese un attimo calmo. Bassa stagione. Di bassa stagione. Adesso aspettiamo proprio i capo clan, i capi dell'organizzazione, come interverranno nel riorganizzare. Perché il polso delle dinamiche della geografia dei borseggi a Venezia come Monica Poli, gli effetti dell'inchiesta dei Carabinieri con 23 misure cautelari sono ben visibili tra Calli e Campielli. Il fenomeno è lontano dal dirsi concluso, ma per Lady Pickpocket l'indagine dei Carabinieri è stata molto positiva. Credo che con le norme della riforma Cartabia e soprattutto con la norma introdotta dal ministro Nordio riguardo l'interrogatorio preventivo non sia stato semplice. Prima avvisi e poi si devono presentare, infatti ci auspichiamo che questa norma per certi tipi di indagine venga rivista perché non è ammissibile. Noi lanciamo l'ulteriore appello al ministro Nordio, questa riforma non può essere applicabile a certe indagini. Il riferimento è alla scarsa predisposizione di certi indagati a presentarsi quando vengono convocati per l'interrogatorio preventivo, un meccanismo introdotto dalla riforma Nordio al centro di un vivace dibattito. In ogni caso, il fatto che i 32 borseggi ricostruiti dai Carabinieri a Venezia abbiano fruttato un bottino di 50.000 euro fa capire l'entità del business. In un giorno di forte affluenza turistica si stima che in città vengano almeno 80 borseggi. Bisogna pensare al giro d'affari che c'è dietro, perché se per 30, come ripeto, se per 32 borseggi 50.000 euro, facciamoci 2 conti in tutte le città d'Italia, quante centinaia di migliaia di euro, per non addirittura dire milioni.
Furto acrobatico nella notte al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Una banda di ladri, dopo essere salita fin sul tetto e aver forzato una condotta dell'areazione, si è calata all'interno del centro puntando ai negozi Game Life e Mondadori. Con un flessibile hanno tentato di aprire la cassaforte, ma l'allarme è scattato costringendoli alla fuga. Parte dell'area furtiva è stata abbandonata. Sul posto la polizia e la scientifica al lavoro per risalire agli autori del colpo. Indagini in corso per capire anche da dove i malviventi siano entrati e se si tratti di una banda specializzata. 2 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Il padre Gino questa mattina a Roma, in commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi, ha ribadito la necessità di portare a scuola l'educazione sesso-affettiva. E quindi ho scelto di reagire, di dare un senso a quel dolore che rischiava di distruggermi. Era l'11 novembre 2023, la sera della scomparsa e poi si è scoperto solo in seguito della morte di Giulia Cecchettin. 2 anni, un anniversario che il padre Gino commemora alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio a Roma. L'introduzione prima del dibattito è scandito dalle sue parole. Non sono qui per chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Io sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima, la prevenzione e quindi l'educazione. Il ricordo di Giulia, che sottolinea Gino Cecchettin, prende vita nell'associazione contro la violenza di genere nato l'anno scorso, ad 1 anno dalla sua uccisione, ed entra nelle parole del padre di Giulia l'importanza dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità, è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti. Vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo, è una protezione. Non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti. Per Giulia e per tutte le Giulia che verranno, vi chiedo di fare una scelta coraggiosa, di credere nell'educazione come prima forma di giustizia, come la vera forma di prevenzione. In aula è Gino a ricordare 2 femminicidi, quello di Giulia Strapazzolo e Barbara Belotti, particolarmente efferati, e ribadisce la necessità di agire in prevenzione. 2 occasioni dove forse potevamo fare di più, perché in un caso c'era stata una denuncia e nell'altro c'è stato un malfunzionamento o addirittura il braccialetto elettronico è stato disattivato. Oggi la violenza di genere viene spesso raccontata come un'emergenza, ma non lo è. È un fenomeno strutturale, radicato nella nostra cultura, nei linguaggi, nei modelli di relazione, negli stereotipi che continuiamo a tramandare. Da qui l'impegno della Fondazione Giulia Cecchettin, occasione dunque quella in aula anche per denunciare l'insufficienza dei centri antiviolenza in Italia. Il mio impegno è quello della Fondazione, nasce da qui, dal desiderio di evitare che altri genitori debbano vivere ciò che ho vissuto io. Ma anche nella speranza che un giorno non servano più le fondazioni intitolate a ragazze uccise, perché avremo imparato a riconoscere il valore sacro della libertà di ciascuno, il valore sacro della vita. E anche Vigonovo ricorda Giulia a 2 anni dal suo femminicidio, la scelta presa insieme alla famiglia di far confluire ogni iniziativa il prossimo 25 novembre. Sicuramente è una data che per chi l'ha vissuta come noi in maniera così diretta a Vigonovo rappresenta un ritorno in qualche modo a dei momenti di dolore, di difficoltà che però riscontriamo quotidianamente abbiano lasciato appunto in tutti i nostri concittadini una consapevolezza nuova e un impegno, un incarico che ci riguarda tutti e che sentiamo tutti come nostro. Un segno indelebile, quello lasciato dall'uccisione di Giulia Cecchettin a Vigonovo, dove viveva con il padre e i fratelli. Nessun evento collettivo per i 2 anni dal femminicidio, ma una messa in parrocchia in suo nome e ricordo. Il comune, con Gino e la famiglia, hanno scelto infatti di far confluire ogni iniziativa e ricordo pubblico in occasione del 25 novembre. Avremo a Vigonovo un appuntamento in municipio alle ore 21 con Dance Skyland, che è un'associazione di danza, quindi avremo la danza, avremo la musica con l'associazione del Pentagramma e i cittadini e alcuni amministratori leggeranno delle poesie per aiutarci a riflettere su questo importante tema. Nessun commento dalla famiglia, ancora chiusa nel suo dolore silenzioso e che si affida alla voce di Gino Cecchettin per ricordare l'anniversario della morte di Giulia. Sulla sua tomba ancora tanti messaggi e un letto di fiori colorati. Vigonovo intanto si impegna insieme agli altri comuni che sostengono il centro antiviolenza Estia della Riviera del Brenta per tutto il mese di novembre a distribuire nei panifici, negli ortaggi
ortofrutta appositi sacchetti in cui saranno indicate tutte le informazioni utili per chi è vittima di violenze e abusi, primo fra tutti il numero 1522. E i 2 anni della morte di Giulia Cecchettin sono stati ricordati anche con un minuto di rumore dagli studenti universitari a Padova. Che sono passati 2 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, 2 anni in cui purtroppo, lo dobbiamo dire, non è cambiato nulla, perché dopo Giulia sono tantissimi altri casi di femminicidio, da gennaio ad oggi sono 90, è un numero impressionante. E se ci diciamo se sono l'ultima a distruggi tutto, bene, noi ci abbiamo provato, ma non è così, perché nel momento in cui c'è un governo, c'è un'istituzione che taglia i fondi per i centri antiviolenza, nel momento in cui non si rende obbligatoria un'istruzione all'affettività nelle scuole, bene, allora diventa sempre più difficile riuscire a fare qualcosa ed è veramente impellente, urgente. Il Comune di Venezia ha in programma una serie di eventi per ricordare Valeria Solesin, l'unica vittima italiana della strage terroristica al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. D'intesa con la famiglia, la commemorazione pubblica avverrà venerdì alle 9:30 nei pressi del ponte Solesin che conduce alla residenza universitaria di San Giobbe. Dario Solesin, fratello di Valeria, e il sindaco Brugnaro, assieme alle massime autorità cittadine, deporranno un mazzo di fiori in memoria della giovane studentessa. È polemica per la mancata concessione di Piazza Ferretto a Mestre per la chiusura della campagna elettorale di Giovanni Manildo. Il Partito Democratico attacca il Comune di Venezia, secondo il quale la piazza non è disponibile a causa delle installazioni natalizie. È evidente che sia una decisione politica e questo è inaccettabile. L'accusa è lanciata al Comune di Venezia dai vertici del Partito Democratico dopo la mancata concessione di Piazza Ferretto a Mestre per la chiusura della campagna elettorale del candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra Giovanni Manildo assieme alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Ci è stata negata la Piazza Ferretto il 19 novembre prossimo per la conclusione della campagna elettorale. Ci sembra davvero un fatto incredibile. Io penso che la piazza debba essere concessa a tutte le forze politiche che ne facciano richiesta. È un fatto fondamentale che riguarda la democrazia e che riguarda anche il rispetto verso i cittadini. Il comizio in piazza è stato negato, ha dichiarato il segretario metropolitano del PD Matteo Bellomo, dopo essere stato inizialmente ritenuto fattibile dal Comune di Venezia, tanto da chiedere i numeri di targa dei mezzi che sarebbero entrati per allestire l'impianto audio e luci. La piazza era stata concessa anche al candidato governatore Alberto Stefani, ma dopo che il centrodestra ha scelto di cambiare sede, ha concluso Bellomo, è arrivato il diniego giustificato da allestimenti natalizi della piazza. Ma il montaggio del palco, ha aggiunto l'ex deputato Michele Mognato, era stato anticipato proprio per non interferire coi lavori. Definendo la polemica sterile e pretestuosa, il Comune di Venezia scrive in un comunicato che installazioni e lavorazioni non consentono la fruibilità della piazza per questioni di spazio e sicurezza. L'amministrazione, per tutti i comizi elettorali di tutte le forze politiche, ha dato la disponibilità di Piazzetta Coin. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.